Tante le iniziative previste a Comitini dalla nuova amministrazione guidata da Nino Contino per l'estate 2017, l'apertura giornaliera del Palazzo Bellacera, la fiera dell'artigianato settimanale, il concerto di Mietta per il 6 agosto, quello dei Los Locos per la serata di Ferragosto e in previsione anche quello dei Collace. Un obiettivo che mi sono proposto è quello di mantenere aperto al pubblico il nostro centro culturale che è Palazzo Bellacera, sede dei musei e della biblioteca. Quindi il Palazzo Bellacera dal 1 agosto al 31 dicembre sarà aperto giornalmente al pubblico con attività culturali giornaliere, continuamente sino al 31 dicembre. Quindi ci saranno mostre di cultura, scultura, personali vari, quindi ci saranno artisti di tutta la provincia, anche artisti molto quotati, e ci sarà la possibilità in questo modo di visitare questo nostro gioiello, questo centro culturale. Poi viene ripresa la fiera dell'artigianato, quindi l'ultima settimana di ogni mese ci sarà la fiera qua a Comitini, e l'ultima fiera è stata fatta nel 2015, quindi la riprenderemo in maniera stabile. Per quanto riguarda ad oggi la programmazione che siamo riusciti a completare, il 6 di agosto ci sarà un bel concerto con l'artista Mietta, e il 14 la notte di Ferragosto con la sagra di Ferragosto dell'Ammiscata e la partecipazione del gruppo dei Los Locos. Siamo in attesa di fare altre programmazioni, aspettiamo la conferma di un altro concerto, forse con i Collage, quindi a giorni daremo conferma di quello, e quindi penso che per quest'anno per Comitini potrebbe anche bastare, considerando che non abbiamo fonti provenienti dal bilancio. Comitini ha almeno 3.000 emigrati, una popolazione di 1.000 abitanti e una marea di emigrati che vivono un po' in Europa, in Sud America, un po' dappertutto. Negli anni passati l'estate e la festa del patrono costituivano un punto d'incontro con i nostri emigrati, quindi serviva anche a questo, a richiamare gente. Io l'ho sempre precisato, le attività culturali, le attività di spettacolo che noi facciamo in estate non le facciamo destinate ai paesani, come feste popolari. Nostre sono solamente manifestazioni per promuovere l'immagine del territorio, quindi richiamano 3.000-4.000 persone per ogni manifestazione. E questo praticamente costituiva anche un punto d'incontro in estate. Gli emigrati sanno che in estate per San Giacomo, la festa del patrono, sino a Ferragosto ci sono dei grossi eventi come ci sono sempre stati, e quindi costituisce un richiamo. Quest'anno si è sparsa la voce che ci sarà un buon cartellone, quindi so che già di tanta gente che ha prenotato le vacanze qua. Il turismo può essere anche con gli eventi di spettacolo. E qua a Comitini, in una popolazione di 1.000 abitanti, trovarsi 3.000-4.000 persone per uno spettacolo, insomma, significa una grande promozione del territorio, una grande promozione dell'immagine, della nostra storia e della nostra cultura.